Questa mattina a Roma il Presidente Luca Zaia, il rappresentante della Regione del Veneto, insieme con i Presidenti della Regione Liguria, Piemonte e Lombardia, si siederanno al tavolo convocato, il primo tavolo ufficiale, diciamo così, convocazione ufficiale, promossa dal Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, per discutere appunto dell'autonomia differenziata. È un primo step, diciamo, ufficiale per mettere giù i temi legati appunto alle varie, diciamo così, materie ovviamente il faldone, diciamo il dossier della Regione Veneto comprende già le prime 9 materie senza LEP. Ricordiamo, i LEP sono i livelli essenziali di delle prestazioni. E dunque materie che possono essere ovviamente concordate, possono essere date alla Regione e gestite a sua volta. Ovviamente è un primo, diciamo così, una prima riunione organizzativa, ne seguiranno sicuramente altre, perché ovviamente le richieste e le necessità delle varie regioni di affrontare queste tematiche sono diverse ovviamente da regione a regione. Dunque, a maggior ragione credo che l'interesse di tutti sia quello di andare avanti in questa partita, nonostante appunto, come avevamo già detto in qualche altra occasione, il tema dei referendum, delle firme raccolte da chi non ha piacere appunto di cambiare le sorti del Paese Italia e di dare più funzionalità, più democrazia, ma soprattutto più responsabilità a chi amministra la cosa pubblica, trovo veramente una cosa fuori da ogni logica. Proprio oggi parlavamo su una commissione, su dei riparti che la Regione Veneto, attraverso gli uffici pesca, è riuscita a recuperare 16 milioni che le altre regioni non hanno saputo spendere. E ovviamente il Veneto si è fatto promotore, e avendo già progetti calendarizzati e comunque pronti ad essere con varie richieste di spesa, con progetti appunto già sopra i tavoli dalle varie categorie, dalle varie stakeholder, ecco, sono stati finanziati. Dunque c'è stato già un riparto importante anche su questo, una messa in rete di nuovo queste risorse che andavano sicuramente perse perché la gestione di altre regioni non erano, diciamo così, funzionali. Dunque questo è una dimostrazione lampante di chi sa bene gestire la cosa pubblica, le economie all'interno delle varie materie, all'interno di gestione, all'interno delle proprie regioni, e chi invece purtroppo approfitta di voler tenere uno status quo ma soprattutto mantenere le cose appunto come sono, senza voler prendersi delle responsabilità e pensare che altri debbano poi doversi cercare in qualche maniera di riuscire a risolvere i problemi di chi non fa bene i compiti a casa. Ecco, su questo, ripeto, credo che sia necessario per far sì che questo Paese esca una volta per tutte dalle secche che ci troviamo, proprio attraverso lo strumento dell'autonomia differenziata. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.